Sarà capitato a molti, nelle giornate più limpide, di alzare gli occhi al cielo e notare un gran numero di scie lasciate dagli aerei che formano i disegni più strani. Quello che non tutti sanno è che molte di queste scie non sono lasciate dai normali aerei di linea. Spesso infatti disegnano schemi che sembrano fatti apposta, come reticolati precisi o forme a ventaglio. Inoltre questi disegni nel cielo rimangono per diverse ore, senza dissolversi come le normali scie dopo pochi minuti. Martedì 10 ottobre 2006. Già dal mattino si intuisce che questa potrebbe essere una giornata ideale per i pittori del cielo. Piuttosto anonima, poco sole, qualche nuvola, eppure, chissà per quale celata ragione, è questo lo scenario prediletto dagli ignoti piloti. Sono da poco passate le 4 del pomeriggio, quando nel cielo sopra Olbia appaiono, una dopo l'altra, le scie. Aerei bianchi impazziti tracciano disegni quasi geometrici sopra le nostre teste. Riusciamo a sapere che il fenomeno si sta estendendo a macchia d'olio grazie alle segnalazioni che arrivano da cittadini preoccupati, incuriositi, comunque desiderosi di conoscere la verità. Uno di loro in viaggio da Oschidi verso Olbia, quando alzando gli occhi verso l'alto scorge un aereo bianco che emette un fumo intenso al suo passaggio. Sono le scie chimiche, dichiara deciso al telefono e chiede: possibile che nessuno ne parli? Una scia normale si forma a causa dell'aria caldissima che esce dai reattori, che a contatto con un'atmosfera molto più fredda, di almeno 41 gradi sotto zero, forma minuscoli cristalli di ghiaccio. Il risultato visivo è la classica scia bianca che in poco tempo si dissolve. Le scie chimiche invece sono il risultato di una vera e propria operazione di aerosol chimico, in cui vengono sparsi nell'atmosfera diversi elementi come il bario, l'alluminio, il quarzo e il torio. Le prime segnalazioni ufficiali risalgono al 1996, in Canada. In Italia il fenomeno delle scie chimiche comparve per la prima volta nel 1999. Fu allora che il direttore dell'edizione italiana di Nexus, Tom Bosco, uno dei massimi conoscitori della materia, iniziò ad occuparsene. Dal suo studio di Padova, Bosco continua a analizzare il fenomeno. Potrebbe, ci dice, essere collegato ad un piano strategico militare americano denominato HARP. Ma di cosa si tratta? È un sistema di antenne, una specie di cannone ionosferico che viene spacciato come un programma di ricerca a cura di qualche università, ma che in realtà è un vero e proprio sistema d'arma che ha delle caratteristiche quanto mai inquietanti. Il sistema HARP è stato sviluppato sulla base degli studi del grande Nikola Tesla e tra le sue caratteristiche ha quelle di poter raggiungere virtualmente qualunque area del pianeta, facendo rimbalzare appunto queste emissioni sulla ionosfera per poi far raggiungere qualunque area. Sono numerose le teorie prospettate dagli studiosi del fenomeno, tutte molto preoccupanti. Si va dal controllo globale del clima alla riduzione selettiva della popolazione attraverso il rilascio di sostanze biologicamente attive ad un piano di dominio economico-militare messo in opera dalle forze militari statunitensi. L'Unione Europea ha avviato da più di 2 anni un'interpellanza parlamentare in cui chiede agli Stati Uniti di far luce sulla vera natura e finalità delle chemtrails. La risposta si fa ancora attendere. Germania, Spagna, Olanda, Grecia hanno già manifestato ai rispettivi governi la loro preoccupazione e fanno pressione affinché siano avviate indagini. In Italia c'è molta disinformazione, ma di scie ce ne sono in gran quantità ogni giorno, soprattutto sopra la Sardegna. È qui che il 30 maggio di quest'anno i consiglieri regionali d'Avoli, Uras e Pisu hanno presentato un'interrogazione con richiesta di risposta scritta per avere spiegazioni del fenomeno che ormai è sotto gli occhi di tutti. La risposta del governo regionale, nella persona dell'assessore alla sanità, è laconica e molto inquietante. Vi si legge infatti che l'assessorato non dispone di elementi utili alla risposta. In Sardegna sono attivi sul fronte scie chimiche gli ambientalisti del WWF Gallura tramite il loro consulente scientifico Vincenzo Megaleddu, radiologo di Sassari da anni impegnato in prima linea nella lotta contro l'inquinamento ambientale.
Migaledu ci parla delle scie come di un problema complesso, riferisce di punti radio, di sostanze inquinanti. L'esperto ci dice che non esistono dubbi sulla tossicità delle scie, ma che è necessario quantificarle per poter trarre conclusioni. Poi induce a fare un ragionamento. Dovrebbe far pensare, dice, che la nostra isola è interessata da zone militari, ma è soltanto negli spazi per usi civili, peraltro limitati, che dovrebbero transitare gli aerei. Il risultato di questa operazione, che coinvolge migliaia di aerei su scala globale, sta provocando mutamenti climatici estremi, quali l'innalzamento della temperatura media della Terra di 1 grado nei soli ultimi 10 anni, la mutazione della corrente del Golfo, la diminuzione delle piogge, uragani, tifoni e alluvioni. In che modo ciò accade è presto detto. Il bario, ad esempio, è fortemente igroscopico, in grado cioè di assorbire l'umidità dell'aria. Viene spruzzato nelle nuvole, impedendo in questo modo la pioggia. Il bario è causa comprovata di leucemie, indebolimento muscolare, compreso il cuore, nonché mutazioni genetiche nei feti. L'alluminio invece, usato come amplificatore delle onde radio e come oscurante della luce solare, è la principale causa delle malattie degenerative del cervello ed è stato identificato come il primario responsabile nel morbo di Alzheimer. L'alluminio ha la caratteristica di arrivare subito al cervello, dove distrugge i neuroni. La presenza di particelle nel sangue facilita inoltre l'insorgenza di trombi. È dimostrato ormai che non si tratta di normali scie lasciate da aerei di linea. Conosciamo con certezza la tossicità delle sostanze ritrovate nei luoghi interessati dal fenomeno. Le stesse dimensioni del fenomeno rendono impossibile credere che le autorità che controllano il traffico aereo civile non ne sappiano nulla. A parte sporadici tentativi da parte di alcuni uomini politici, le istituzioni negano l'esistenza delle scie chimiche. Nella migliore delle ipotesi fanno di tutto per ignorare la questione. La stessa stampa nazionale non presta al problema l'attenzione che meriterebbe. Il cielo stellato sopra di me è la legge morale in me. Così Immanuel Kant, il più grande filosofo dell'era moderna, chiudeva la sua opera più importante. La realtà di oggi in Sardegna è che il cielo stellato sembra un foglio a quadretti e la legge morale ha abbandonato da un pezzo le stanze dei bottoni.